Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Oggi abbiamo una conferenza dal titolo, come vedete, Una preghiera per gli dei, forme di devozione tra i Veneti antichi, relatrice Giovanna Gambacurta, Università Ca' Foscari di Venezia, è professore associato di Etruscologia e Archeologia Italica dal 2016, è membro corrispondente dell'Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici dal 2003 e membro ordinario dello stesso istituto dal 2022. È membro dell'Accademia dei Concordi di Rovigo dal 2012. Io le lascio la parola, professoressa, è aperto il microfono. Siamo a posto. Allora, grazie di questo invito, grazie di queste parole. È sempre un piacere avere la possibilità di venire a parlare di questi argomenti che hanno, come dire, costituito per tanto tempo un mio interesse, che mi stanno a cuore, quindi mi fa piacere poterli condividere con delle persone che ugualmente abbiano una forma di affetto e di interesse per quello che è il patrimonio archeologico degli oggetti, ma anche del pensiero dei nostri progenitori o di queste epoche più antiche. Il tema su cui abbiamo deciso così di soffermarci stasera è quello del culto. Il culto è la religione, il culto, le forme della religione è un tema che mi viene spesso, diciamo, richiesto ed è un tema molto affascinante da approfondire, ma proprio perché, come dire, se ne parla tante volte, in Veneto abbiamo tante testimonianze e molto spesso queste testimonianze e le cose che si dicono sono legate agli oggetti. Questo è di necessità, cioè l'archeologo di necessità lavora sugli oggetti che rinviene, quindi è spesso legato ad una forma di concretezza, ma il tema della religione è un tema astratto perché è un tema di pensiero, di riflessione, è un tema anche intimo, personale, quindi c'è a volte un contrasto tra questi due fattori, no? Il rinvenimento archeologico, che è sempre un rinvenimento concreto, e il lato interpretativo che vuole arrivare a sapere qualcosa di forme di pensiero. Questo è il motivo per cui per questo incontro di stasera ho pensato di partire dalla preghiera, perché tutti conosciamo la preghiera, no? Tutti sappiamo che chi ha una forma di religione prega. E la preghiera è uno di quei tanti aspetti che non si trovano, o forse non si trovano, cioè non si trovano più. Noi tante cose non abbiamo più, no? Quanti aspetti della religione non abbiamo più? Tantissimi. E invece di partire da tutto quello che abbiamo e che c'è, quindi da quanti oggetti conosciamo, vorrei partire da quello che non c'è, ma che dobbiamo pensare che ci fosse, e anche di far vedere un po' perché dobbiamo pensare che ci fosse. I gesti del rito. Pensiamo a quanto significato hanno i gesti nella ritualità. Se qualcuno di noi siamo tendenzialmente un paese cattolico, chi frequenta diciamo la ritualità delle nostre chiese sa benissimo quali sono i gesti del rito. Il pregare giungendo le mani o il pregare con le braccia alzate, con le braccia aperte, i gesti della benedizione, il gesto che fa il sacerdote sull'altare quando consacra. Ci sono dei gesti che ci sono noti e che se noi li vediamo automaticamente sappiamo cosa vogliono dire, no? Ma sappiamo anche che ci sono tanti che pregano in un modo diverso. E sappiamo che gli strumenti della ritualità sono diversi. Tutte le religioni hanno degli strumenti legati al rito che significano qualcosa, e non sempre questi strumenti sono concreti, a volte sì,
e si possono anche ritrovare, ma la gestualità è una cosa che è andata persa. Oppure dobbiamo ricercarla in quelle statuette, in quelle figure che sembrano darci l'idea di un gesto significativo. E non è sempre facile. Gli oggetti del rito, no? Quanto deperibili sono gli oggetti del rito? Per noi il significato rituale del pane azimo, dell'ostia, no? Sono cose che non si possono conservare, ma che sono centrali nella nostra religione. Quindi, quando noi andiamo a cercare di capire una religione antica, non possiamo pensare di comprendere se non ci poniamo il problema di quanto abbiamo perso, cioè di quante cose non ci sono più, ma dobbiamo pensare che esistevano, che non sono le stesse che abbiamo noi oggi, ma possono essere cose analoghe. E solo se noi ci poniamo da un punto di vista di ricostruzione complessiva, questo è l'unico modo per cercare di avvicinarci ad una interpretazione che abbia qualche possibilità di essere realistica e vera. E quindi è per questo motivo che stasera sono partita da una prospettiva che è una prospettiva di quello che non c'è, cioè di quello che non troviamo più. E non lo troviamo più perché era deperibile, perché si è consumato, non c'è. E il percorso che provo a proporvi, appunto, parte un po', vedremo qualche luogo, gli oggetti, le offerte, quali sono le offerte, qual è la gestualità, e poi questo tema della preghiera. Perché ho pensato di mettere le preghiere? Perché rispetto a qualche anno fa abbiamo qualche documento in più. Cioè, fino a un po' di tempo fa si poteva pensare che queste persone nel primo millennio a.C. pregassero, ma non sapevamo se era vero. E soprattutto non abbiamo niente delle preghiere, questo ancora non abbiamo niente. Abbiamo però un paio di elementi che ci portano a pensare questo, e che sono questi. Il gesto. Questa è una statuetta che viene da uno dei principali santuari di Este, il santuario della dea Reitia, e diversamente da altre statuette che rappresentano armati o cavalieri, uomini in armi, eccetera, è questo uomo che ha le braccia allargate, levate verso l'alto, con le palme verso l'alto, cioè messo così, che è uno dei gesti classici della preghiera. Noi possiamo vedere questo gesto, spesso anche il sacerdote durante la messa fa questo gesto, perché è un gesto proprio di rivolgersi verso il cielo, cioè verso una sede che noi pensiamo una sede della divinità. E non sono tanti i bronzetti, le figure, le immagini che hanno le braccia levate verso l'alto, però il fatto che ce ne sia qualcuna ci autorizza a pensare che questo sia un gesto di preghiera e che quindi questo voglia dire che questi devoti pregavano. Qualche tempo dopo però, non molti anni fa, è venuto fuori un altro oggetto importante, apparentemente quasi inconsistente. A volte gli oggetti più brutti, più inconsistenti, più frammentari, portano con sé un significato straordinario. Questo è un frammento rinvenuto nel santuario di Altino, nel santuario in località Fornace di Altino, in uno scavo, diciamo, dopo il 2000, ed è il frammento di quello che era in origine un grande vaso cerimoniale di bronzo, che probabilmente poi è stato ritagliato, è stato frammentato, dopo l'uso è stato frammentato. Questa era una consuetudine rituale abbastanza comune, quello di usare per un rito e poi disfarsi degli oggetti usati per il rito, in particolare se gli oggetti erano metallici il metallo veniva rifuso, ma se ne è ritagliata in questo caso una parte, proprio ritagliata, non frammentata casualmente, ritagliata volutamente, una parte, perché? Perché era la parte del vaso dove c'era l'iscrizione con la dedica alla divinità. La dedica della divinità è Altino, perché
Altino ha questa caratteristica di essere una città in cui il nome della città e il nome della divinità coincidono, e c'è la dedica fatta da qualcuno, purtroppo non è del tutto completa, quindi le prime parole dove vedete, diciamo, il punto di domanda eccetera, lì c'era il nome di colui che aveva fatto l'offerta, Donasto, che è per il donò, donavit. Il venetico è una lingua molto vicina al latino, quindi in qualche modo alcuni aspetti se ne possono comprendere. Donò ad Altino, Altino che ha questo termine Sainati, che vuol dire che è la divinità della città, e poi c'è una formula che è Eni Prekei Datai. L'iscrizione è stata letta da Anna Marinetti, che è la maggior studiosa di venetico antico, che lavora anche lei, mia collega a Ca' Foscari, e la parola su cui ci incentriamo è questo, Prekei, perché la parola Prekei ha la stessa base, lo stesso significato ed è assolutamente la stessa parola di quello che in italiano per noi è preghiera. Allora, in questo oggetto dedicato nel VI secolo a.C. dentro il santuario, si dice che qualcuno ha fatto un dono alla divinità avendo compiuto una preghiera. Il fatto che ci sia la parola preghiera vuol dire che ci ha tolto qualsiasi dubbio sul fatto che queste persone pregavano e avevano delle preghiere. Le preghiere sono formulari, penso che lo sappiamo tutti, la caratteristica della preghiera è la formularità, la ripetitività. La preghiera ha delle parole fisse che devono essere ripetute, che sono in genere stabilite da un'autorità di carattere ecclesiastico o di carattere, diciamo così, sacerdotale, e quindi la preghiera non è libera in sé, è un testo che in qualche modo è un modo convenzionale di rivolgersi alla divinità. Allora, questi due oggetti, cioè il fatto che ci siano delle immagini che fanno un gesto che parla della preghiera e il fatto che ci sia una parola in una iscrizione che ci dice che esistano preghiere, ci aiuta a ricomporre quello che era un quadro piuttosto complesso di quante attività di devozione e di culto si svolgessero nei santuari. E da lì noi poi proviamo a procedere verso il nostro percorso. Quanti i santuari del Veneto? Tantissimi. Il Veneto è una delle civiltà, diciamo così, del mondo italico, dell'Italia preromana, in cui il numero delle manifestazioni del culto e della devozione è più elevato. Questa carta vuole solo riproporre quanti materiali votivi, che tipologie di materiali votivi, dove sono i principali santuari. I principali santuari si collocano vicino alle città, a est qualcosa vicino ai confini di Padova, ad Altino, sicuramente qualcosa nell'ambito vicentino. Poi ci sono santuari che non sono necessariamente legati alle città, ci sono santuari che governano, cioè che rappresentano punti di interesse per dei territori. Forse il più importante di questi è l'Agole di Calalzo, ma sicuramente anche Villa di Villa, Monte Altare, Magrè nel Vicentino, tutta la zona dell'alta pianura con i dischi di Rosà, di Ponzano, Montebelluna, i dischi dell'asse plavense, insomma, hanno una loro caratterizzazione di culto specifica. Quindi le manifestazioni del culto sono tante e diverse e si differenziano tra grandi luoghi di culto, cioè grandi santuari che hanno una lunga frequentazione. Voglio dire, ci sono santuari che conservano materiali lasciati dai devoti per 9 secoli consecutivamente, quindi un lunghissimo periodo in cui la gente andava là a lasciare le proprie offerte. Ci sono santuari che vengono frequentati per periodi più limitati, ci sono piccoli luoghi di culto che rappresentavano delle forme di devozione più a carattere privato, non voglio dire domestico, che non a carattere pubblico. Quindi c'è anche una grande gerarchia in questi luoghi. È talmente tanto che non è possibile trattare tutto. Cerchiamo di fare un percorso illustrando alcuni aspetti. Quali le divinità?
Questa è l'altra domanda. Per tanto tempo si è, come posso dire, si è pensato, o era diventata un luogo comune, l'idea che i Veneti antichi avessero una grande divinità femminile, che molti identificavano con questa divinità di Este che si chiama Pora Reitia, e che in realtà non è così. Perché i numerosi rinvenimenti che si sono succeduti poi nel tempo, anche più recentemente, ci hanno fatto vedere una cosa. Questa Pora Reitia è l'unica divinità vera femminile del Veneto. Le altre sono maschili. E sono gli Alcomnoi, che è una divinità gemellare maschile sempre di Este, un tale Einaio di Este, un Eno sempre di Este, i Termonios Deivos, cioè le divinità dei confini a Vicenza, Altino Ialto che è maschile, Trumusiati di Lagole che è maschile. Quindi non c'è una grande divinità femminile che tuteli tutto il Veneto. Questa non esiste. Esistono altre due case di divinità femminili, una a Valle di Cadore e una ad Asolo, che sono però due divinità femminili molto, quella di Valle di Cadore, la Ludera. Ludera è il corrispettivo di quello che è, come dire, che anche nel greco è una divinità figlia, quindi è una sorta di rapporto Demetra-Core, è una divinità che in fase molto tarda, di avanzata romanizzazione, quando ormai si conosce bene il mondo greco, è mutuata, copiata dal mondo greco. E mentre le Matres di Asolo sono una divinità probabilmente acquisita più da contatti col mondo germanico, ma non sono divinità necessariamente locali. Tutte le altre sono divinità locali. Anche questo discorso sul maschile e femminile, tanto per dirvi quanta incertezza c'è in queste cose, perché non abbiamo certezze, è un discorso un po' facile, cioè da che cosa parliamo di maschile o femminile? Dal fatto che se abbiamo i nomi hanno una terminazione che va al femminile, reitia, pora, i termini in A in genere, anche in questa lingua, un po' come nel latino, sono tendenzialmente nomi femminili, e gli altri, quelli no o quelli ne possono essere neutri o maschili o femminili, quelli no tendenzialmente sono maschili. Quindi i nomi no tendenzialmente dovrebbero riflettere una sfera maschile. Perché parlo di una sfera e non di una divinità maschile o femminile? Questo veramente non lo sappiamo, perché queste divinità non hanno una immagine. Mentre noi siamo abituati, se noi veniamo da una formazione classica, dal mondo greco, dal mondo latino, siamo abituati al fatto che le divinità sono in qualche modo antropomorfizzate, cioè hanno forma umana. Di queste divinità noi non sappiamo niente, perché non c'è una figura, non c'è mai una immagine della divinità, fino a una fase molto tarda. E quindi è difficile dire se queste divinità erano davvero maschili o femminili, perché non sappiamo neanche quale fosse la loro vera consistenza nel pensiero di queste persone. Diciamo che sovrintendevano a delle sfere che per abitudine, se a loro veniva attribuito un nome femminile o un nome maschile, sovrintendevano a delle sfere di interesse, di tutela, che in qualche modo doveva essere ricondotta a una sfera o femminile o maschile. E così Reitia Pora in fase romana diventa Minerva, quindi è chiaro che anche l'identificazione ci aiuta in questo senso, così come la Trumusiati di Lagole diventa Apollo, perché è una divinità sanante, perché a Lagole ci sono le acque curative, quindi c'è un senso di questo genere. Quindi le questioni che sono in ballo e le cose da decidere e le caratteristiche di questa religiosità sono ancora molto sfuggenti, pur con alcuni aspetti, anche se i dati e le cose che sappiamo sono tanti, ma metterle a sistema non è sempre facile. Come vi dicevo, i santuari sono spesso legati alle città. Forse Este è la città che ha una manifestazione maggiore di questi luoghi di culto. Perché? Perché intorno alla città antica ci sono 5 santuari.
nessun'altra città del Veneto ha 5 santuari intorno, cioè è un numero incomparabile. E quindi forse questa città aveva, anche per i veneti in generale, un punto di riferimento, era un po' la città santa, era un po' il punto di riferimento di una forma di devozione. Di questi 5 santuari, quello che vedete a sud-est è il santuario di Reitia, o santuario Baratella, o il santuario di Pora, che è il santuario più grande che conosciamo, quello che ha insieme, diciamo, al santuario di Montegrotto, sono i 2 santuari più importanti del Veneto preromano, e che ha restituito il maggior numero di reperti. Il santuario di Reitia ha restituito ad oggi 15.000 oggetti votivi, e si valuta che sia stato scavato per 1/10 della sua entità. Quindi questo vi dà la portata di questo luogo. Le prime frequentazioni sono del VII secolo a.C., i romani arrivano, lo conoscono, lo monumentalizzano, se lo tengono, questo santuario, la divinità diventa Minerva, e ci sono almeno altri 2 secoli di frequentazione, quindi siamo intorno ai 900 anni di frequentazione ininterrotta. Quando i santuari non sono proprio intorno alla città, per esempio Padova non ha i santuari intorno alla città come Este, però questa è una visione dei Colli Euganei con una prospettiva che va da Este a Padova. Io non so se posso usare un cursore, no? Comunque, sostanzialmente la parte che vedete cerchiata in basso è dove è Este, la parte che vedete cerchiata in alto è Padova, nella pianura, e a metà vedete che sull'appendici dei colli verso Padova c'è un altro cerchietto, lì è dove è collocato Montegrotto Terme, quello che oggi è Montegrotto Terme, che era allora il santuario di San Pietro Montagnon. Che cos'è il santuario di San Pietro Montagnon? È un santuario che si colloca in una zona di acque termali, che oggi lo vediamo pieno di alberghi, ma allora doveva essere semplicemente un'area molto affascinante, con tutte queste acque calde che sgorgavano, che fumavano, che erano salutifere e si sapeva che erano sananti. In più ci sono tutte le grotticelle che si inoltrano, diciamo così, nelle colline, quindi era una zona che ispirava anche un senso del sacro. Lì nasce questo altro grande santuario dal VII secolo a.C. fino all'epoca romana, che è un altro grande punto di richiamo per i Veneti antichi, che poi lo richiameremo per altri motivi. Ma che funzione ha questo santuario? Abbiamo detto non è vicino alle città, è un santuario che segna un confine, perché un'altra funzione dei santuari in cui, diciamo, questa gente utilizzava i luoghi sacri ponendoli sui confini dei propri territori per tutelare il territorio, in modo di dire fino a qua arrivo io e chi entra sa dove sta arrivando. E il santuario di San Pietro Montagnon è un santuario che probabilmente fa capo a Padova, ma segna il confine di interesse con Este, perché il conflitto tra Este e Padova è sempre il conflitto per dominare questa zona dei Colli Euganei, che era una zona ricchissima di risorse, quindi c'erano degli interessi anche economici in ballo, non banali. Come ho detto, non ci sono immagini della divinità, però moltissimi oggetti riportano immagini, e queste immagini sono quello che Anna Maria Chiecobianchi e Loredana Capuis nel loro studio proprio sulla stipe di Reitia, sulla stipe di Este, hanno chiamato il popolo dei devoti, cioè sono i devoti che rappresentano se stessi. E le rappresentazioni più comuni, come forse dicevo anche prima, è quello che gli uomini sono rappresentati in armi, e possono essere bronzetti, statuette, piccole, grandi, medie. La misura dei bronzetti dipendeva anche probabilmente dalle possibilità economiche di chi andava a prenderli per portarle al santuario. Il bronzetto piccolo probabilmente aveva meno bronzo, quindi costava meno, o chi si faceva fare un bronzetto più grande perché ne aveva la possibilità. Poi ci sono queste lamine incise e decorate, e se sono uomini in armi. Una delle ipotesi che è stata diciamo messa in campo è questa: perché questi giovani uomini, in genere sembrano tutti giovani, rappresentano sempre se stessi in armi,
cioè con lo scudo, a volte la doppia lancia, l'elmo, possono essere diversi gli scudi, diversi gli elmi, ma sostanzialmente la rappresentazione è quella, perché secondo alcuni queste laminette, sempre con queste figurine diciamo da sole, singole, rappresentano una sorta di piccola offerta votiva che veniva fatta dai giovani quando all'interno del santuario facevano la loro cerimonia di iniziazione che per i giovani maschi di quell'epoca era l'assunzione delle armi. Era il momento in cui entravano a far parte a pieno diritto della comunità. Una volta qua si faceva il militare, adesso, ma insomma era il senso intorno ai 13-14 anni, i giovani, questo va bene la società greca, i giovani venivano inseriti nella società e c'era una cerimonia in cui venivano dotate delle armi. Noi non sappiamo se anche qua fosse lo stesso, però il fatto che si dedicasse alla divinità questa figurina dell'uomo, del giovane in armi, tutte queste figurine, forse può farci pensare a un'idea di questo genere. Questo potrebbe avere un suo corrispettivo nelle figurine femminili, perché mentre i giovani sono sempre raffigurati in armi, le donne sono sempre raffigurate, le giovani sono sempre raffigurate riccamente vestite, abbigliate riccamente, con una grande acconciatura, a volte con lo chignon, questa specie di disco in testa, di diadema sulla testa, sicuramente con un cinturone importante, un vestito a quadri, spesso gli stivali, cioè con una veste che non è una veste comune, che sembra una sorta di costume. E le interpretazioni possono essere molteplici, il giovane in armi è sempre il giovane in armi. Queste donne abbigliate così riccamente, secondo alcune è la stessa tipo di cerimonia di iniziazione per le giovani donne, che è il momento diciamo, che le avvicina al matrimonio, quindi che le rende giovani spose, oppure potrebbe essere anche che esiste per le donne una sorta di classe sacerdotale, per il quale loro hanno un costume particolare e quindi si avvicinano alla divinità con un costume che non è quello dell'abito quotidiano. Quindi vedete che le immagini di questo che appunto è stato definito il popolo dei devoti ci restituiscono alcuni sprazzi di quello che poteva succedere all'interno di questi luoghi che sono appunto i luoghi del culto. Perché si andava nei luoghi di culto? Per chiedere alla divinità, cioè le motivazioni della religione sono un po' sempre le stesse. Si andava per una consuetudine, per un motivo di fede, per chiedere alla divinità una grazia, perché se ne aveva bisogno, per propiziare la divinità nei confronti della propria famiglia o del proprio gruppo, della propria società, della propria città. In caso di pericolo, in caso di malattia, no? Tanti possono essere i motivi. Ma in alcuni santuari c'è un passaggio in più, ed è il passaggio che ci aiuta a pensare che ci fossero sia culti pubblici che culti privati. Perché in alcuni santuari, non in tutti, solo in quello di Rieti a Este, in quello di Vicenza, qualcosina a Padova, le raffigurazioni non sono di persone singole, ma sono di teorie di personaggi, cioè di processioni. Le raffigurazioni delle processioni ci portano in un altro tipo di atmosfera, che non è la cerimonia per la persona singola. La processione è il momento comunitario, collettivo. Quando è che si fa la processione del Santo a Padova? Quando c'è la grande festa del Santo. Quando è che si faceva ad Atene la processione in onore di Atene? Durante la festa delle Panatenaiche. Cioè e le raffigurazioni delle processioni ci dicono che in quei santuari ci sono grandi ritualità collettive che servono per tutta la comunità e che c'erano forme di processione. Queste processioni possono essere formate a volte da uomini armati, a volte da cavalieri, a volte da uomini armati e donne insieme. Vedete la seconda di queste lamine, i primi due sono uomini con lo scudo ovale e sono seguiti da 3 donne, a volte come l'ultima, quella che vedete più in basso, io non so se copro completamente lo schermo,
ma quella che vedete più in basso sono una serie di donne dietro a una serie di uomini che avanzano in una processione. Sono tutti abbigliati uguali, tutti abbigliati piuttosto riccamente, ma con molta attenzione viene definito il fatto che loro hanno tutti la stessa veste e quindi hanno un abito cerimoniale. Questo ci dice appunto una cosa in più. Che cosa succedeva in questi santuari? Ci si andava qualche volta, ci si andava sia a livello, diciamo, in giorni privati, ma anche dovevano essere giorni pubblici stabiliti, doveva esistere un calendario delle feste, che anche questo noi non lo abbiamo più, però se c'erano delle feste ricorrenti con le processioni per le divinità, vuol dire che c'era un giorno per quella festa, no? E che questo lo sapevano tutti, altrimenti non era possibile organizzarlo. Quindi c'era una cultualità molto complicata. Cosa si faceva dentro? Cosa c'era in questi santuari? Sappiamo poco. Le strutture rinvenute sono sempre poche. Questa è una ricostruzione del santuario di Altino, che è uno di quelli in cui alcuni resti strutturali sono stati rinvenuti, qualcosa anche nel santuario di Ereiti a Este, ma dobbiamo pensare che molte di queste strutture, portici, piccole celle, piccole zone coperte, molte di queste strutture erano di legno e paglia, erano di legno e terra, cioè sono andate distrutte. Quello che dobbiamo dire è non c'è il tempio, noi non dobbiamo aspettarci qua il tempio, perché il tempio è un portato, è un'idea che viene dal mondo greco, che poi si sviluppa anche nel mondo etrusco, ma sempre, diciamo, su quella che è una idea fondamentale del mondo classico. Qui non c'è un edificio che sia un tempio, ma ci possono essere edifici che sono funzionali ad accogliere i fedeli, a fare in modo che si riparino se vengono da fuori, quindi diciamo, non so, dei portici coperti, a fare in modo che le offerte possano essere appese, sospese, quindi dei sostegni di legno, a volte in pietra, in casi più monumentali anche dei piccoli podi di pietra in cui mettere i bronzetti o le lamine. E questi edifici, per quanto diciamo labili, devono proteggere quello che è il centro della ritualità e del culto, che è l'altare. E l'altare, anche qui, non è l'altare come lo conosciamo noi, che ha una sua monumentalità. Nell'antichità l'altare è il luogo dove si celebra il rito e dove si offre alla divinità. È cioè quello che chiamiamo tecnicamente altare a cenere, nel senso che è il luogo dove si fa il fuoco. Quindi si fa il fuoco, si brucia, rimane alla fine, quando il fuoco si spegne, rimane la cenere. Molto spesso la cenere non viene portata via perché è consacrata lì alla divinità, si rigenera riportando del terreno, rifacendo il fuoco, rifacendo la cenere e quindi l'altare cresce, diciamo così, su se stesso. Che cosa si fa sull'altare? Dopo aver ucciso l'animale se ne offre una parte o tutto alla divinità. Anche questo è una differenziazione. Quindi se c'è una cerimonia collettiva importante, si offre alla divinità che cosa dell'animale. Questo può differenziare le forme del culto. Qui possiamo trovare una differenza. Quali sono le offerte gradite agli dei? Tutti gli animali domestici, il bue, il maiale, gli ovi caprini, raramente, rarissimamente i cavalli, a partire dai periodi più tardi anche i galli e le galline. È chiaro che offrire un bue ha un peso, come corrispettivo bisogna offrire almeno 2-3 maiali e 8 caprette, non so come dire, no? Perché? Perché il corrispettivo sostanzialmente carneo, perché sia equivalente il corrispettivo carneo. Oppure si offre soltanto o il bue, cioè i sacrifici più complessi vedono l'offerta di più animali, quelli semplici anche di un animale solo. Qual è la differenza nell'offerta degli animali? Ci sono due modalità molto diverse. Una è quando l'animale viene posto sul fuoco, dopo essere stato ucciso, viene posto sul fuoco e viene lasciato completamente bruciare. Dell'animale non si recupera nulla,
perché tutto l'animale è offerto agli dei. Come facciamo a saperlo? Perché troviamo le ossa degli animali completamente combuste, completamente bruciate e calcinate, e quindi se ci sono le ossa di tutti i distretti ossei di tutte le parti dell'animale, vuol dire che l'animale è stato bruciato tutto. E sono casi abbastanza rari, perché questa non è la modalità più comune. La modalità più comune è quella di offrire sull'altare, di depezzare l'animale e di offrire sull'altare quelle porzioni che sono prive di carne, la testa, le estremità delle zampe e le code. Quindi troviamo, come dire, calcinate e bruciate le ossa di queste parti e non troviamo più tutto il resto, perché tutto il resto andava a far parte di un pranzo collettivo, cioè tutto il resto se lo mangiavano, cioè la parte che aveva la carne, alla fine facevano un fuoco a parte e se lo mangiavano. Perché è importante questo? Perché noi sappiamo anche dalle analisi che sono state fatte recentemente, si sta studiando un po' qualcosa sui resti, diciamo, nelle sepolture della dieta, che la dieta carne era una dieta rara, no? Cioè la carne si mangiava poco, era rara. Ma quando si mangiava la carne? Di sicuro quando c'erano delle cerimonie di carattere collettivo, in cui appunto una parte veniva data alle divinità e il resto faceva parte di un banchetto collettivo e veniva consumata insieme. E questo anche per un altro motivo che forse potrebbe accostare l'idea di queste divinità che sono per noi così sfuggenti che facciamo un po' fatica a qualificare, le potrebbe accostare un po' a quelle che sono le divinità anche del mondo classico. E cioè, noi sappiamo dalle fonti che le divinità del mondo greco non mangiano e non bevono. Cioè si cibano, come dicono le fonti, di nettare e ambrosia. Non mangiano il cibo degli uomini e non bevono il cibo e non bevono il vino, cioè le divinità si cibano di nettare e ambrosia. E che cos'è che si offriva nel mondo greco alle divinità? Perché si offrivano queste parti prive di carne? Intanto perché la carne a loro non interessava. Interessava che bruciassero queste parti con le ossa e che il fumo e il profumo salisse verso gli dei, perché è quello che si offre agli dei, il fumo e il profumo. Quindi era inutile bruciare le carni. E in questo senso, questo tipo di, come dire, di ritualità collettiva si può anche un po' accostare a quello che era un'idea appunto tipica del mondo greco. Quindi nella maggior parte dei santuari gli animali offerti sono offerti solo nelle porzioni distali, prive di carne. Ma insieme agli animali un'altra cosa che si offriva spesso erano i vegetali e soprattutto questo probabilmente è possibile che abbiamo una serie di cerimonie che ci dicono che c'erano delle cerimonie stagionali, cioè legate alla stagione delle primizie. Si offrivano alcuni cereali nel momento in cui rappresentavano una primizia, no? Le prime spighe che fiorivano. Quali cereali? Molto l'orzo, molto il grano, che dovevano essere naturalmente i cereali con cui anche si panificava, che erano la base, diciamo, della dieta quotidiana. Ma una cosa un po' particolare è che in tutti i santuari del Veneto sono stati trovati resti di questi due cereali un po' particolari, che sono il miglio e il panico, che invece sono cereali un po' strani, che oggi utilizziamo per lo più per dar da mangiare agli animali, cioè che noi non mangiamo poco, a volte qualcosina sta tornando di moda il miglio per fare delle focaccette, delle polentine, ma il miglio e il panico non si possono panificare perché non hanno glutine sostanzialmente, quindi si fa fatica a panificarli, il panico poi non ha neanche un sapore tanto gradevole, però nell'antichità ce n'è tantissimo. Cioè questi cereali sono molto comuni. Sono cereali nutrienti, perché sono cereali che hanno 4 atomi di carbonio, cioè sono cereali che sono particolarmente nutrienti. Potrebbero essere stati anche nell'antichità il segno, ad esempio, di un certo segmento di coltivazione che veniva destinato alla dieta degli animali. Cioè se questi allevavano mucche, cavalli, cioè una dieta di rinforzo per gli animali che non erano forse solo lasciati a pascolare, poteva esserci. E quindi ci si può chiedere anche questo, se la presenza di questi cereali poco idonei alla dieta, diciamo così, umana,
potesse avere questo significato, che è una delle idee che oggi stanno prendendo un po' piede. E poi c'è l'acqua. L'acqua che è un altro elemento importante del culto, perché ogni santuario deve avere l'acqua per la purificazione prima delle cerimonie, per lavare quello che rimane dopo le cerimonie, e poi c'è un'acqua particolare che nel Veneto ha un significato del tutto specifico, che è l'acqua curativa che noi abbiamo almeno a Lagole di Calalzo e a San Pietro Montagnon, cioè a Montegrotto. Come facciamo a pensare, a sapere come e quanto veniva usata l'acqua? Intanto queste acque, quella di Lagole è un'acqua sfiammante e cicatrizzante, con proprietà fortemente sfiammanti e cicatrizzanti ancora oggi, diciamo, utilizzate a livello termale, e quella di Montegrotto non ho neanche bisogno di dire quante proprietà abbia e il suo sfruttamento anche attuale. Ma in tutti e due questi santuari noi ipotizziamo uno scenario molto particolare, con dei culti che avvenivano sulle rive dei laghi, sulle rive dei laghetti, e in questi scenari che dovevano essere molto anche suggestivi. Questa è una delle foto, diciamo, dei laghetti, delle acque fumanti di San Pietro Montagnon, cioè doveva essere uno scenario che arrivando colpiva, e a destra vedete un po' quella che è stata proposta come ricostruzione del luogo di culto con l'altare a cenere sulle rive di un lago. Lago che è stato rinvenuto ai primi del Novecento e poi negli anni 50 intorbato e interrato, e, come dire, che ha restituito migliaia di tazzine. Allora, due strumenti del rito ci dicono che c'è un legame con l'acqua importante a Lagole e a San Pietro di Montagnon. A Lagole il simpulum, cioè questo mestolino di bronzo di cui se ne trovano centinaia, spesso con l'iscrizione dedicata alla divinità sul manico, e poi usati e poi spezzati, e a San Pietro Montagnon queste migliaia di tazzine che venivano utilizzate e poi gettate nel lago, dove poi si sono intorbate e sono state rinvenute. È stato un rinvenimento straordinario quello di San Pietro Montagnon, purtroppo condotto in momenti in cui sia le tecniche di scavo sia la fretta non ha consentito di recuperare proprio tutto quello che era sepolto. Adesso la zona è fittamente urbanizzata, quindi dobbiamo un po' accontentarci di quello che c'è, di quello che si sa, ma è sicuramente un posto di straordinario interesse. Acqua quindi come forma di cura, e quindi probabilmente in questi santuari andavano di più quelli che avevano bisogno di questo tipo di assistenza della divinità, cioè dell'assistenza di un'assistenza curativa. Però adesso io vorrei soffermarmi su quelli che sono dei santuari territoriali, diciamo così, un po' particolari, e su quello che è un territorio particolare nel culto, che va dall'alta pianura, che poi imbocca la Valle del Piave, fino alle prime pendici, appunto, della montagna. E poi vediamo se facciamo una punta più a nord, ma insomma, sostanzialmente questo territorio è un territorio del tutto particolare, del tutto specifico, molto caratteristico, in cui il senso della religiosità è un po' diverso e, come dicevo, non è tanto legato all'esistenza di città o di grandi città, è legato più a una cultualità che si collega molto, in un primo momento, alle esigenze di gestione del territorio stesso. Allora ci dobbiamo chiedere a che cosa serviva questo territorio, qual era la sua principale economia e quindi quali possono essere le forme del culto che hanno più senso. Da qui vengono, da questo territorio e solo da questo territorio, oltre diciamo ad Auronzo, ecco possiamo arrivare ad Auronzo, quindi sempre Valle del Piave, vengono i famosi dischi, cioè questo oggetto votivo, questo oggetto di culto che rappresenta un personaggio femminile rivolto sempre verso sinistra, riccamente abbigliato, e che ha in mano un oggetto del tutto particolare che è identificabile come una chiave. Il più antico dei dischi, che è quello che vedete in alto a sinistra,
è collocabile cronologicamente, diciamo, intorno alla metà o seconda metà del IV secolo a.C., cioè è un po' più recente rispetto alle cose che abbiamo visto fino adesso. E si può per la prima volta fare l'ipotesi che quella raffigurata sia un'immagine divina, anche se non abbiamo niente per esserne certi, però c'è questa possibilità. Gli altri sono tutti dischi più recenti, che probabilmente entrano nell'età romana ormai, quindi nella fase tra il secondo e il primo secolo a.C., quando queste terre vengono occupate dalle centuriazioni, vengono militarizzate, cioè c'è un cambiamento strategico abbastanza importante, però ci deve essere un legame tra questi dischi e il territorio. Ora, il disco più parlante è, i dischi sono stati ritrovati, i primi 4 vengono chiamati dischi da Montebelluna per una dicitura, come dire, di tradizione. Perché questi 4 dischi di bronzo decorati sono stati comprati dall'abate Bailo, che lavorava al Treviso, che metteva, alla fine dell'Ottocento, metteva a posto il museo di Treviso, e lui racconta di averli comprati da uno straccivendolo che faceva i mercati tra Montebelluna e Treviso. E lo stracivendolo gli racconta di averli comprati a Montebelluna. Ma che siano di Montebelluna noi non abbiamo nessuna certezza se non questa storia. È possibile, ma non siamo sicuri. Per più di un secolo non si sono rinvenuti dischi, fino a quando non si sono rinvenuti quelli di Musile di Piave, di Ponzano Veneto, poi quello di Auronzo, cioè c'è stato qualche altro rinvenimento, ma lo schema non cambia e non cambia neanche il discorso generale, perché tendenzialmente questi dischi non sono rinvenuti nei contesti sacri, cioè non sono rinvenuti dentro santuari, sono probabilmente forme di culto che potevano essere piccoli all'aperto, come delle piccole arette votive, dei capitellini, qualcosa a cui erano appesi, potevano essere anche appesi in una casa, in un piccola angolo votivo dentro un ambito domestico, cioè nessuno di questi dischi è dentro un santuario, solo quello di Auronzo, che però è il più tardo, siamo ormai nel primo secolo d.C., siamo in un ambito sostanzialmente romano. Vediamo un attimo il più grande, perché è quello più dettagliato, e perché la figura ha un significato importante. C'è una figura femminile, come vedete, riccamente abbigliata, ha in mano questo oggetto tutto contorto, che è una chiave, nel senso che queste chiavi nel mondo retico sono stati ritrovati gli oggetti veri, funzionano con un ingegno particolare per l'apertura delle porte, cioè non c'è dubbio che sia una chiave. E la chiave è un oggetto importante, se è una chiave, e se è vero che è una chiave, è un oggetto importante perché nel mondo greco, appunto, la chiave è attributo di Minerva, cioè la chiave è un attributo di una divinità che è la divinità che sovrintende in qualche modo alle nascite, quindi ai cicli delle stagioni, all'apertura dei cicli delle stagioni e alle nascite. Ora, questa figura femminile ha davanti a sé un cane o un lupo in posizione rampante, che è un animale ctonio. Il cane è l'animale che protegge gli inferi, che protegge, diciamo, il mondo sotterraneo, e ha dall'altra parte un uccello, probabilmente un trampoliere o un rapace, quindi il mondo del cielo. Quindi lei si pone in mezzo tra il mondo sotterraneo e il mondo celeste ed è quindi una divinità che in qualche modo vuole sovrintendere a tutto l'aspetto naturale. Tanto è vero che il bordo del disco è decorato da tutta una serie di elementi vegetali. Quindi questa signora controlla, diciamo così, attraverso la chiave, tutta la sfera dell'aldilà. Dalla sfera ctonia, dalla sfera sotterranea, dalla sfera, se vogliamo, anche più negativa, infera, fino alla sfera celeste. E quindi tutta la natura, dagli animali al mondo vegetale. Questi sono i motivi per cui questo tipo di rappresentazione, da un punto di vista simbolico e metaforico, potrebbe in qualche modo essere una divinità. La figura si slabbra nei dischi successivi, non ha questa forza che ha in questo, e in quello di Auronzo, nel santuario di Auronzo, noi abbiamo 2 dischi, purtroppo non si vedono benissimo, ma uno che ha sempre una figura femminile ammantata, che però ha in mano un oggetto per bere, non ha più in mano la chiave,
le cose, diciamo, è circondata da vegetali e ha in mano una sorta di calice, di boccale, diciamo così, che è un oggetto per bere. Alcuni lo hanno legato ad un riferimento dionisiaco, quindi ad un culto legato alla divinità del vino. E l'altro invece ha una figura frontale che poi vediamo perché ha delle caratteristiche molto particolari. A Villa di Villa c'è un piccolo luogo di culto, neanche tanto piccolo, di cui recentemente, negli anni 90, sono stati ripresi gli scavi, adesso sono ripresi gli studi, dove c'è una realtà un po' strutturata sul fianco della montagna e dove vengono queste lamine, che sono lamine tipiche di Villa di Villa, che sono lamine con la rappresentazione di mandrie di animali. Di queste lamine, un'altra caratteristica dei santuari del Veneto è questa. Quando un oggetto è tipico di un santuario, lo trovate lì e lo trovate poco in altri santuari. Ora, queste lamine di Villa, oltre che a Villa di Villa, ce n'è qualcuna sparsa e dopo ce n'è una o due a est nel santuario di Reitia, ma negli altri santuari, a Montegrotto, non ci sono neanche a Lagole, quindi è un tipo di lamine con una raffigurazione proprio tipica di questa zona. E poi ci sono queste lamine ritagliate un po' geometriche che alcuni hanno interpretate come lamine a giogo da animali. Ma perché dico questa cosa? Perché il santuario di Villa è in un punto strategico, così come quello poi di Monte Altare. Cioè sono i punti di imbocco di una direttrice stradale che non a caso è ancora quella che percorre l'autostrada e che consente di arrivare, diciamo così, nella media valle del Piave senza fare tutto il giro, diciamo passando da Montebelluna e andando su per Quero, eccetera. Quindi è un punto strategico di ingresso nella valle che porta verso l'Alpago sostanzialmente anche. Questi santuari che nascono in questi punti, che sono dominanti, che dominano gli imbocchi vallivi, che controllano gli imbocchi vallivi, dovevano essere santuari frequentati e controllati per lo più in forma stagionale. E quali sono le stagioni cardine per queste direttrici? Sono le stagioni della transumanza e dell'alpeggio, cioè sono i passaggi delle mandrie e dei greggi. Quelli sono i momenti in cui, perché in questi santuari noi non possiamo pensare che questi santuari funzionassero quotidianamente tutti i giorni sempre, tanto è vero che il numero dei votivi non ha niente a che fare con i 15.000 votivi di Este, per dire. Perché? Perché probabilmente questi erano luoghi di culto importanti, ritenuti importanti dalle comunità, dove le comunità si trovavano soprattutto in momenti stagionali importanti per quel punto, per quella transizione, per quel passaggio. Quelle che sono le grandi feste, no? Dell'inizio della stagione. Pensate che cosa sono state fino a non tanti anni fa le grandi feste anche che davano il via alla transumanza, piuttosto quelle dell'alpeggio, eccetera. Cioè sono le feste stagionali della primavera e dell'autunno sostanzialmente. E noi pensiamo che questi santuari avessero un grande legame con le attività appunto del territorio, che erano attività molto legate agli aspetti agricoli e agli aspetti di allevamento del bestiame. Quindi ci sono i bronzetti con i guerrieri, perché dovevano difendere queste strade, questi percorsi, queste direttrici dovevano essere difese, ma ci sono le lamine, si chiedeva la protezione per la mandria o per il gregge. In questi santuari, in particolare a Monte Altare, c'è qualcos'altro. Non c'è solo questo. C'è un'altra evidenza che è molto evidente e molto forte a Monte Altare, meno a Villa di Villa, che poi c'è ancora in Valle del Piave e che ci porta in un'altra sfera, perché fino adesso abbiamo parlato di un certo tipo di culti, un'altra sfera di devozione che si sviluppa di più nelle fasi più tarde, dopo il III secolo a.C., e che è quella che potremmo chiamare della cleromanzia, dell'interrogare la divinità attraverso le sortes con per avere dei responsi. Questa è una carta sempre del Veneto, un po' muta, ma in cui vi dico che cosa c'è. Vedete in rosso segnati
tutti i rinvenimenti di sortes, cioè di questi oggettini che servono a essere lanciati per avere, hanno o dei numeri o delle frasi e servono ad avere un responso dalla divinità, è il sorteggio, cioè è l'estrarre qualcosa e dire no, che cosa sta succedendo. Allora, quelle che vedete segnate in rosso sono quelle che sono soprattutto su osso, quelle che vedete in verde chiaro sono quelle retiche, cioè sono su osso ma sono in montagna, solo in montagna. Quelle che vedete in blu sono in metallo. Sono su metallo, sono su bronzo. Ma è lo stesso tipo di oggetti, semplicemente cambia il supporto su cui scrivevano, sostanzialmente. E queste sortes cominciano a essere rinvenute, ripeto, a partire sostanzialmente dal III secolo a.C., e sono molto comuni nell'area dell'Alto Vicentino, lo vedete, un po' meno e sono più tarde, tra il secondo e il primo secolo a.C., la fine del secondo e il primo secolo a.C. e probabilmente anche il primo dopo, ci sono quelle metalliche che vedete nei puntini blu, che sono Altino, che sono Monte Altare, che sono Sospirolo in Valbelluna, eccetera. Come comincia questa storia? Le più antiche e quelle un po' più famose che conosciamo sono le corna iscritte da Magrè. Magrè è un luogo nell'Alto Vicentino dove viene trovata questa sorta di cassetta di pietra incassata nel terreno sulla sponda di un terrazzo con una bella prospettiva, quindi anche con una sua scenografia, dove erano conservate queste che sono tutte corna di cervo, alcune del quali lavorate e con l'iscrizione. Hai un'iscrizione eretica, difficile da comprendere, ma probabilmente sono le prime forme di estrazione e di sorteggio. Vediamo qualcosa altro di questo tipo di attività, di cui poi descriviamo un po' le modalità. Queste sono quelle di Trissino e queste sono sempre o metapodiali o falangi di maiale, che venivano appunto lavate, scarnificate, lavate e pulite, e poi ci si scriveva sopra o un numero, ci sono delle sigle, dei numeri, oppure delle brevi parole, diciamo così. Per lo più queste iscrizioni dell'Alto Vicentino fanno capo all'alfabeto e alla lingua retica, quindi non sono sempre facilmente comprensibili, però quello che si vede bene, per esempio, è quando ci sono le sequenze numeriche. Ne è stata trovata una anche sul Monte Summano, sopra Vicenza, in un bel contesto, in cui c'è in un ambito sacro questo bel boccale che aveva all'interno anche dei rimasugli di incenso e un astragalo di pecora con l'iscrizione numerica. E poi ci sono quelle rinvenute ad Asolo, che è un altro contesto importante perché queste sortes di Asolo, questi ossicini di Asolo, in compenso hanno l'iscrizione venetica. Sono fra le pochissime, ce n'è uno a Padova e quelli di Asolo. Siamo in un contesto ben databile agli inizi del I secolo a.C. Il contesto è ben databile perché dentro ha anche delle monete, delle dracme venetiche in argento, e quindi è un contesto, è un piccolo deposito votivo per una cerimonia, ma quello che ci interessa sono queste sortes, cioè questi ossicini con le iscrizioni. Mi spiace che è un po' tagliato, non so come mai vabbè. Ma perché vi dico che è importante? Perché l'iscrizione sulle ossa riporta a un certo punto un verbo che è ioato, che è stato, anche queste sono state studiate da Anna Marinetti, è stato come dire, equiparato al latino iactus, cioè lanciato, e queste ci riportano direttamente a una fonte, che è quella di Svetonio, che parla della vita di Tiberio. Questo taglio non mi piace. Vabbè. Che cosa ci racconta Svetonio? Svetonio ci racconta che Tiberio, che non era ancora imperatore, si stava recando, era stato nell'Illirico, cioè era stato, diciamo, dopo l'Istria, a condurre una guerra per difendere quel confine, e tornando indietro, qualcuno gli dice di andare, era arrivato vicino a Padova, e lui vuole recarsi dall'oracolo di Gerione.
Cioè questo oracolo di Gerione vicino a Padova era così famoso che l'imperatore, dopo essere stato lì, l'imperatore che non era ancora imperatore ma faceva parte della famiglia imperiale, passando di lì con tutto il suo esercito dice io vorrei passare all'oracolo di Gerione. All'oracolo di Gerione lui lancia la sua sors, ce lo dice Tiberio, e l'oracolo di Gerione gli dice di andare a lanciare i suoi dadi d'oro nella Fons Aponi, cioè nella fontana, nell'acqua di Aponus, il dio Aponus che è il dio di Abano, per sapere della sua sorte. Tiberio va, lancia i dadi e i dadi lanciati mostrano entrambi il numero più alto e dice Svetonio che ancora oggi si vedono i dadi d'oro lasciati lì da Tiberio e che questo, dice subito dopo, diventa un po' la profezia di quello che sarebbe stato il suo destino imperiale che allora lui non poteva neanche immaginare perché non erano ancora morti i figli di Augusto, di Ottaviano. Allora, qual è la cosa importante? La cosa importante è che Svetonio nel raccontare questa cosa usa un verbo che è talos aureos iaceret e i dadi sono tali, sono iacti, cioè usa il verbo iactus, iacere, che è lanciare, e che è lo stesso verbo che noi troviamo in venetico nella sortes di Asolo. Questo è un verbo tecnico per esprimere il gesto. È come tutte le parole che fanno parte degli aspetti religiosi non si possono cambiare, sono termini tecnici, fanno parte della ritualità. Quindi anche le ossette, diciamo così, di Asolo sono state lanciate, così come Tiberio con i suoi dadi. E questo ci porta in una sfera che è quella delle sortes di Fornovo di Taro, delle molte sortes in metallo che si conoscono nel mondo classico e anche di questa bella moneta, se la vedete lì poi forse ce l'ho anche più grande, dove cosa c'è lì? C'è la raffigurazione del busto di un giovane con i ricci sotto la testa e che ha sotto di sé una barretta con scritto Sors. Perché? Perché erano soprattutto i bambini a cui si facevano estrarre le sortes nell'ambito, diciamo, di queste cerimonie che vengono descritte anche da Cicerone nelle Divinazione e che dovevano essere abbastanza comuni almeno nel periodo repubblicano a Roma. Ora al Monte Altare sono state rinvenute il più grande numero che conosciamo in Veneto di queste barrette di bronzo con i numeri, con serie numeriche, che pensiamo siano sortes, perché non sono come quelle retiche su osso animale, ma diciamo in questo territorio c'è questo uso diverso, però le serie numeriche sono quelle, quindi possono aver avuto esattamente la stessa funzione. In più le lettere sono ormai in alfabeto latino, anche se è un alfabeto latino, diciamo le sequenze numeriche sono tutte in alfabeto latino, anche se è un alfabeto latino con dei tratti di arcaicità, e è possibile che tutto questo avvenga ormai quando, diciamo tra la fine del secondo e il primo secolo, ci sono i primi contingenti militari che salgono verso la valle e vanno verso nord, perché questo tipo di devozione quasi un po' superstiziosa, no? Di farsi predire il futuro, di farsi predire quello che succederà, è molto legata anche al passaggio degli eserciti e ai momenti di crisi, ai momenti di pericolo, ai momenti in cui può scoppiare una guerra, in cui ci si sente minacciati. Questi sono i momenti in cui le forme del sortileggio diventano più comuni. Queste sono quelle di Sospirolo, che siamo un po' più in alto nella Valle del Piave, che sono esposte al Museo Archeologico di Belluno e che, come vedete, sono molto simili. E questo è questo disco di Auronzo, il secondo dei dischi di Auronzo che prima io ho fatto vedere, che ha un bambino raffigurato, un personaggio frontale, è il primo personaggio frontale che vediamo, perché quelli che abbiamo visto fino adesso sono sempre di profilo a destra e a sinistra, con questa testa molto ricciola, che potrebbe essere appunto l'idea del bambino, e che ha la mano destra infilata dentro qualcosa, che potrebbe essere il sacchetto, cioè una delle possibilità è che questo disco, che ha un'iconografia completamente diversa da tutti i dischi che abbiamo visto, sia la rappresentazione del momento dell'estrazione della sors che avveniva anche nel santuario di Auronzo e che collega tutta questa vallata plavense in una logica, diciamo così, di devozione unitaria.
E questo, vedete la vicinanza che c'è tra la testa di quella moneta e la testa di questo fanciullo, che potrebbe addirittura, alcuni pensano che quel segno che ha sopra gli occhi possa raffigurare la benda, cioè che lui sia bendato, che direbbe ancora di più che è una rappresentazione appunto di sortilegio. In buona sostanza, se vogliamo, come dire, trarre una conclusione, poi vi ringrazio perché è già molto che parlo, come dire, i culti cominciano in una fase antica, ogni luogo con le proprie esigenze e necessità, e proseguono, e ogni divinità è molto legata al luogo che sovrintende, cioè protegge quel territorio, quella città e le sue caratteristiche, quello che deve rendere per consentire la vita dei propri abitanti e per consentirle, per proteggerli da quello che viene dall'esterno. Quindi ci sono santuari di confine, santuari di città, santuari di territorio e luoghi di culto che un grande cambiamento in questo avviene nelle fasi più tarde, quando ci sono momenti di crisi, quando ci sono ingressioni probabilmente da nord e da nord-est, quando ci sono i contingenti romani che cominciano a tracciare le strade consolari e a cambiare la faccia del territorio, e questo può essere sentito in parte come una forma di sicurezza, in parte invece come una forma di incertezza e di insicurezza che ancora di più necessita di una protezione della divinità. E con questo vi ringrazio. Sì, ecco, se avete... non ho detto tante cose, quindi è possibile. Volevo solo permettermi di fare un'integrazione a quanto esposto a riguardo della presenza di una circolazione d'acqua necessaria presso i luoghi di culto. Menzionava l'Agole, Montegrotto, eccetera. Insomma, un'abbondante circolazione d'acqua come fattore importante. Volevo appunto indicare che anche qui nel nostro Montaltare abbiamo una cospicua presenza, anzi più di cospicua, ampia circolazione d'acqua termale in epoca antica, che è stata tra l'altro utilizzata più in epoca relativamente recente, dalla nostra esistenza, e quindi forse non era stata citata questo aspetto, quindi va a confermare quello che diceva di Montegrotto e l'Agole. Sì, ma come dire, noi sappiamo che ci sono parecchie zone, diciamo, che hanno, no, queste caratteristiche nel Veneto, anche nell'Alto Vicentino è pieno di... Diciamo che l'Agole e Montegrotto sono i due epifenomeni più evidenti di questo sfruttamento delle acque termali, e comunque l'uso dell'acqua nei santuari non è solo quello termale, Cioè ci vuole l'acqua termale che diventa sanante, ma nei luoghi di culto ci vuole un'acqua normale, cioè ci vuole un pozzo con l'acqua per lavarsi, diciamo così, ecco. Quindi queste due cose bisogna tenerle un po' distinte. Un santuario deve avere acqua. Alcuni santuari hanno un'acqua anche termale e va benissimo. Con i simpuli veniva bevuta comunque, quindi le proprietà termali doveva essere calda, fredda, non si sa, non veniva scaldata, non di sicuro. Quindi bevevano questo. Lei ha provato a bere l'acqua di l'Agole? No. Io sì. Non si può fare. Lo so, sono nato a Pieve di Cadore. No, ma l'acqua di l'Agole non solo non si può bere perché è terribile, devo dire che quando siamo andati a studiare l'Agole con Giulia Fogolari lei mi ha obbligato a bere, almeno assaggiarla, e me lo ricordo ancora. Ma il problema è che ancora oggi, se andiamo a vedere come è usata l'acqua nelle stazioni termali, non è usata bevendola, è usata per immersione. Perché quel tipo di acqua non è l'acqua di Chianciano che fa bene bevendola, è un'acqua diversa, è un'acqua che fa bene come quella di Montegrotto per immersione. Il Simpulum serviva forse io penso a mettersela addosso, sì, a buttarsela addosso sulle ferite, sulle abrasioni, perché è un'acqua fortemente cicatrizzante. Ma il Simpulum poteva avere anche l'effetto di stringile?
Cioè passarsi la pelle. Sembra una malattia della pelle. Sì, ma non gratta. Lei ha parlato prima di sacrifici di animali e di parti anatomiche particolari che venivano utilizzate. Dopo la combustione, quindi la bruciatura per il sacrificio, i reperti, le parti degli animali, le parti anatomiche venivano spostate in altri luoghi o lasciate lì? O messe in contenitori di argilla? Quello che è dedicato alla divinità è lasciato lì, incenerisce e rimane in mezzo alla cena. E in genere quello che è dedicato alla divinità è quello che è completamente combusto. Ecco. Quindi calcinato, sì. Calcinato. Risultavano bianche. Sì, le ossa sono bianche. È ben vero che è difficilissimo, perché noi facciamo sempre discorsi un po' così, ma bisogna confrontarsi con quello che si trova. Negli scavi, soprattutto se ci sono stati disturbi posteriori o successivi, è difficilissimo trovare delle cose completamente in situ, cioè che siano state lasciate lì esattamente come erano. Spesso si trovano spostate, ma non spostate perché le hanno spostate, ma perché nel tempo sono state poi spostate, dislocate, eccetera. Quindi anche su quello bisogna avere un minimo di attenzione rispetto al dato che abbiamo. Volevo chiedere, il rito del battesimo ha qualche legame al fatto o le abluzioni che fanno i musulmani delle preghiere con questo tipo con questi riti che facevano gli antichi? È molto suggestivo, però io non saprei dirle come fare a legare queste cose, cioè dove possiamo trovare l'anello di congiunzione, sia per tempo che per luogo. Perché il rito del battesimo, così come certe abluzioni che anche oggi vengono fatte, noi le collochiamo nell'ambito, diciamo, palestinese, cioè nell'ambito di dove conosciamo la vita di Gesù, no? Cioè, e qua siamo in una zona completamente diversa e in un periodo precedente. Quindi per trovare un anello di congiunzione tra questi elementi non so se è facile. È suggestivo pensarlo, però... Scusi se faccio due domande. In che contesto la mettiamo la sicura di Pian dell'Agnella in Alpago? Cioè la settula di Pian dell'Agnella fa parte di una necropoli e quindi è un contesto di cui non abbiamo parlato perché non è un culto. Poi sulle situle in generale bisognerebbe aprire un discorso. È sicuramente una situla che ha una rappresentazione che potrebbe portare a identificare una forma di ritualità, ma anche questo non ne siamo certi. È vero che questa situla, come dire, secondo me, la sua prima importanza è quella che ci testimonia la possibilità di essere in una società di stampo regale. Questo penso io della situla di Pian dell'Agnella, che quel tipo di situla che ha una figurazione con delle scene erotiche che portano ad una scena di parto, questo lo dico perché così magari tutti... ed è l'unica scena di parto del V secolo a.C. che noi conosciamo in Italia settentrionale, è così fortemente incentrata sul tema della garanzia della discendenza, cioè di avere un erede, che mi sembra di poter pensare che questa situla ci dice che quella società aveva il problema della discendenza, o si poneva il problema, doveva garantire una discendenza. E in genere queste società che devono garantire una discendenza, chi è che deve per forza garantire la discendenza? Il re o il principe, ecco. Questo mi sembra che però non è necessariamente una ritualità, o forse sì, o dipende. Sì, non apre un quadro un po' particolare della struttura sociale di questi abitanti. Sì, sembra un po' diversa, se è un po' diversa dagli altri. Non so se crea proprio una situazione in cui dice questo è un principato, dico una stupidaggine.
diverse situle della zona, da Montebelluna in su, che vuol dire Montebelluna, San Zeno, questa di Pian dell'Agnela, San Zeno, Anaunia, eccetera, hanno scene, come dire, erotiche che preludono alla forma del parto. Quindi non è solo Pian dell'Agnela, diciamo che a Pian dell'Agnela è più esplicito, però è un territorio in cui questo tipo di problema di garantire la discendenza probabilmente della famiglia più importante della comunità doveva essere sentito. Una mostra come quella di Venezia è possibile? Se fosse per me comincerei domani mattina, ma sa com'è, come dire, fare una mostra oggi è un impegno economico considerevole. È stata molto bella e anche il catalogo è stato... No, grazie, perché per me è stato uno dei momenti cardine della mia attività e quindi io sono ancora molto legata, anche se sono passati ormai 11 anni, ma sono ancora molto legata a questa manifestazione e ripeto, ne farei una domani mattina. Però stiamo organizzando una mostra sulle situle a Montebelluna che aprirà il 9 novembre. Sì. Perché ci sono 2 situle nuove da Montebelluna, quindi il museo sta lavorando molto su queste situle, di cui una adesso è esposta a Este, ma poi sarà portata a Montebelluna e ci sarà una mostra anche con le nuove tombe, i nuovi rinvenimenti. Io posso dire solo un'emozione, ricordo quando come gruppo archeologico di Susegana appena nato nel 2014 siamo andati là e ci siamo fatti scrivere il nome in venetico. Ah, ecco, bellissimo. Siamo tornati a casa grassi 3 volte. Non è cala in grado sul... Allora, questo sistemino computerizzato che scriveva i nomi della gente in venetico, che avevamo studiato per i bambini, io ero così molto colpita perché vedevo che ha avuto molto più successo con gli adulti che con i bambini e c'erano spesso gli adulti che spingevano via i bambini. Parlando della mostra di Padova, posso chiedere perché sulla cartina topografica, geografica e porografica di tutti i siti dei Veneti antichi non era segnato il Monte Altare? Perché la cartina non era di tutti i siti dei Veneti antichi e la cartina era una cartina che voleva mettere in carta, come è scritto nel catalogo, i siti che erano rappresentati in mostra. Non tutti i siti dei Veneti antichi. Non abbiamo mai avuto quel desiderio. Nel senso che il Monte Altare, per quello che so io, è un santuario un po' particolare, nel senso che 108 monete d'argento e più le palline e le piglie ancora da battere, quindi molto probabilmente era il santuario, non batteva moneta, e non trovarlo nella mostra dei Veneti antichi, insomma, per me che sono vittoriese ha dato un po' fastidio tutto là, perché non è un santuario comune, c'erano 17. Non è neanche così veneto. Cioè nel senso che Monte Altare, siamo tra la fine del secondo e gli inizi del primo secolo a.C., è un santuario fortemente romanizzato, fortemente. Fortemente, perché è stato frequentato per più di qualche secolo, ma i menhir piantati da su non è che siano romani, sono un po' più anziani. No. Perché va bene Monte Altare, però nella faccenda dell'arco di prima, attorno a Monte Altare erano state catalogate 17 sorgenti di acqua sulfurea chiaramente, fino a un po' di anni fa in centro c'era ancora il bagno pubblico e c'era anche l'acqua sulfurea, quindi in piazza c'era da uovo. Quindi l'autostrada poi ha fatto sparire le sorgenti ne ha combinato le torte di crude e probabilmente ho sentito che potrebbe essere ritornato fuori da qualche parte. Era solo una domanda, volevo capire perché non era segnato poi. Non era segnato nella carta perché non è rappresentato in mostra, come non sono rappresentati un sacco di siti, perché quando abbiamo fatto la mostra dove abbiamo esposto 2800 pezzi abbiamo dovuto comunque fare una scelta. Sì, no, voi avete catalogato Monte Altare un po' più vicino ai romani, quindi sì. Non tanto più.
parente di antichi veneti. Beh, abbiamo messo di questo territorio il santuario di Villa perché aveva delle cose più manifestamente legate a... Trovate sul Monte Altare le stesse cosiddetti a ponte o a... Sì, lo so, le ho studiate. Le trovate altri? Io le ho studiate, quindi voglio dire, non è che... Sì, no, anche perché è roba dell'89, con tutta la serie di cataloghi, testimoni del Toretto, non trovarla là, cioè era solo un discorso personale, peccato che non ho trovato. Lei mi ha spiegato il motivo, adesso va un po' meglio, insomma, ecco, perché mi sono arrivato un po' male. Alla prossima volta. Dopo non farlo fatica da nessuno scavare tutto il resto. C'era una domanda? Altre domande? Ecco, allora volevo dirvi che per chi volesse rivedere questa presentazione, bellissima presentazione, l'ho trovata stupenda, della professoressa Gambacurta, la trova fra qualche giorno sul canale YouTube del Circolo. Se ci seguite in Facebook la passiamo anche in Facebook con il link, così poi andate diretti, quindi è stata registrata. Grazie professoressa. Grazie a voi, grazie.